Siamo oggi a Bronte, andiamo a vedere come raccogliere pistacchio. Ragazzi, ci siamo, andiamo a vedere. Siamo qui per vedere come si raccoglie il pistacchio. Intanto ringraziamo la famiglia che ci ha ospitato e vediamo questo posto davvero unico. Già tutto qui vicino Bronte è spettacolare, è un punto un po' alto, collinare, e c'è un terreno davvero unico. Andiamo a vedere come raccoglierlo e soprattutto lo assaggiamo. Da quanti anni ci sono questi pistacchi? Io avevo quasi 30 anni, ma i pistacchi la proprietà è secolare. Siamo qui nella terra del pistacchio. Io mi sono dovuto cambiare per due motivi: uno perché dovevo, un altro perché appunto in queste piante c'è una resina che si attacca nei vestiti e poi non si riesce a togliere. Tra l'altro anche i capelli vanno protetti e quindi non lo sapevo e sono con i vestiti del posto. Bene, così ci addentriamo nel posto e vediamo subito qui il pistacchio. E questo è il terreno, un terreno particolarissimo. Questa coltura è curata da circa 30 anni da questi nostri amici, ma ha diversi secoli che esiste qui il pistacchio. Vedete che spettacolo! E soprattutto qui un posto molto particolare, e vedete qui in fondo queste colline. Ed ecco qui la resina di cui vi parlavo, questa resina che si attacca nei vestiti, molto difficile da togliere, e addirittura anche nei capelli poi bisogna fare un trattamento particolare. Ecco perché ho questo nuovo outfit. Le piante di pistacchio sono molto basse.
Siamo nella stanza dove si asciuga il pistacchio. Il profumo è insuperabile. Che spettacolo, Bronte! Venite anche voi a assaggiare le specialità.